Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistrelli Cagliari. Oggi siamo a Monserrato e quella che vi presento davanti a voi è una casa indipendente che unisce chiaramente lo stile di quello che è il passato con la modernità di una ristrutturazione praticamente completa. È una casa campidanese. Come vedete il sole, siamo in prossimità della tarda mattinata, ancora batte le pareti da questa parte perché poi chiaramente si sposta. Alle mie spalle subito quello che vi faccio vedere è l'ingresso con il portone campidanese. Abbiamo un portone campidanese quasi nuovo, ok, che dà accesso a quello che è il cortile. Vi ricordo una cosa importante sia per me che per voi: seguitemi nelle mie pagine professionali con un click like, Facebook e YouTube, Roberto Puddu Agente Immobiliare. Questo è importante, ma proseguiamo la visita. Da questa parte una delle cose che vi faccio notare subito all'ingresso è la cucina rustica. Cucina rustica che voi non lo potete sentire, ma ha odore di legna, odore di caminetto. Infatti c'è un piccolo caminetto, addirittura con la scritta "il padrone sono io, chi comanda la moglie", come nelle campidanesi doc. Ok, servita chiaramente dalla zona cucina, qui si preparavano i dolci e il pane. Proseguiamo nella visita. Da questa parte subito vedete la disposizione, un ampio cortile con una rampa di scale che porta su a livello terrazze, ma prima di affrontare il lungo cortile vi faccio vedere questa porta blindata. Questa porta blindata è l'uscita del disimpegno, da cui si accede direttamente alla zona notte. Quindi nel caso voleste tornare in tarda notte non c'è bisogno di disturbare tutta la zona notte, ma si entra direttamente nella zona delle camere. Ma proseguiamo. Ampio cortile, abbiamo la possibilità di parcheggiare anche fino a 2 auto, Immancabile la pianta ai limoni, e qui vi faccio notare le varie aperture, ok, le varie finestre, tra l'altro con infissi nuovi che illuminano tutta la zona notte. Prima di andare a visitare la zona giorno, andiamo su perché vi faccio vedere sopra i tetti quello che potete vedere e gli spazi utili. Venite. Una terrazza sovrastante divisa in due piani, 2 livelli. Da questa parte un'altra piccola rampa di scale ci porta in una terrazza tra l'altro coperta col tetto completamente in legno, abbastanza lunga e ampia. È una terrazza al piano che ci porta sopra i tetti in tegole sarde, e poi chiaramente il panorama che dà sul cortile e sul portone. Scendiamo giù e andiamo direttamente nella zona giorno. Ok, 2 piccoli particolari. Prima ci stiamo avvicinando chiaramente nella parte della veranda. Qui abbiamo il barbecue, un lavabo, il gazebo, una legnaia, un ripostiglio, e qui diciamo siamo un attimino un po' più coperti, un po' più intimi, perché in questa verandina che è deliziosa, funge da salottino per il tè, abbiamo la finestra della cucina, la finestra del disimpegno e la porta finestra che dà direttamente sul soggiorno. Ampio soggiorno, abbiamo un ambiente che unico insieme agli altri ambienti copre una metratura di circa 50 metri quadri, ok? Che è divisa in questo modo. Da questa parte una porta scorrevole, ok, direttamente si accede alla cucina. Di qua abbiamo un servizio comunque completo e da questa parte accesso alla zona notte. Vi faccio subito vedere la cucina. È un cucinotto, una cucina comunque completa, impreziosita da un piano in marmo, col piano lavoro, finestrata direttamente nella veranda, e da questa parte tutta la parte accessoria alla cucina di dispensa e di ripostiglio. Da questa parte invece vado a passeggiare nell'ampia zona giorno, tra l'altro ammobiliata anche in maniera rustica e con un ampio camino. In questo camino, il camino si misura in maialetti e qua ce ne stanno sicuramente anche ben più di uno. Molto ampio, immaginate nelle giornate d'inverno quanto può essere bello non solo riscaldare il camino. È tanto ampia, io faccio un giro chiaramente per tutta la zona giorno, e da questa parte un gioco di tramezzature ci porta direttamente al primo servizio. Primo servizio che comunque è completo, un secondo servizio dove abbiamo all'interno la zona lavanderia, ma anche WC, bidet, doccia e anche lavello. E qua, arco
ci porta nella zona notte. Zona notte dove abbiamo un bagno, vi dico, imperiale, un bagno matrimoniale. Abbiamo un doppio accesso, ok? Con un ampio bagno spazioso, doppio lavello, da questa parte la vasca, e qui, piccolo particolare, vi faccio vedere la porta che accede direttamente alla camera matrimoniale, quella più ampia, quindi volendo, nel caso volesse utilizzarlo, si accede direttamente al bagno. Di qua, invece, tramite una porta a vetri che separa, diciamo, il disimpegno unico che arriva fino in fondo, da qui chiaramente si affacciano le 3 camere, tutte e 3 di taglio matrimoniale, tutte quante finestrate, ok, all'esterno con diverse finestre. Iniziamo con la prima, quella che appunto ha direttamente l'accesso al bagno. Camera matrimoniale, la vedete abbastanza ampia, porta, finestra e finestra. E da questa parte le finestre in concomitanza delle uscite delle finestre. Una stufa a pellet abbastanza ampia da riscaldare e stemperare non solo la zona notte, ma anche le altre zone. Seconda camera matrimoniale. Sempre con porta, finestra e finestra, tra l'altro sono state ristrutturate anch'esse per tenere, ok, le caratteristiche e la funzionalità. Invece da questa parte le finestre, sempre in concomitanza delle finestre, invece sono nuove, sono in PVC a taglio termico. Da questa parte la doppia funzionalità dell'uscita che vedremo tra poco, ma l'ultima stanza, l'ultima camera, una piccola particolarità di avere le grate perché dà direttamente finestrata su strada, quindi con le grate per una maggior sicurezza. Ok? Di qua è stato ricavato un ripostiglio comodissimo e qui porta blindata che ci dà direttamente accesso al cortile, ok, dove abbiamo iniziato il video. È una casa campidanese completamente ristrutturata, abbiamo notevoli caratteristiche come per esempio un impianto d'allarme, come per esempio la climatizzazione, il riscaldamento, come la riserva idrica. Abbiamo diverse caratteristiche che la portano, diciamo, verso il futuro, ma tenendo quelle che sono le caratteristiche chiaramente di una casa campidanese nel centro di Monserrato. Anzi, vi dico di più, non esattamente nel centro, perché siamo vicino a quella che è l'arteria principale che ci porta chiaramente a 2 passi dalla via Riumortu, quindi facilmente raggiungibile sia da Cagliari che da Quartu che da Selargius. Questa potrebbe essere il vostro prossimo investimento, la vostra prossima passione. Ok, seguitemi sempre perché io sono sempre Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari e posso vendere anche la tua.